Ciao ragazzi, benvenuti in questa quinta parte di Creo il mio sito da zero. Allora, ripartiamo velocemente da dove siamo arrivati. Vi ricordo di recuperare la prima, la seconda, la terza e la quarta lezione per andare avanti qua. Non so quante lezioni ci saranno ancora, ma ci diamo di cattiveria. Anche oggi abbiamo parecchia roba da fare. Allora, innanzitutto iscrivetevi al canale, ovviamente, lasciatemi tutte le domande del caso sotto nei commenti, mettete un bel like al video. Sigla! Avete fatto? Grazie mille. Allora, siamo rimasti piantati qua su sta cosa che non riuscivo a capire bene come sistemare le colonne di Gutenberg. In realtà poi ho riguardato con calma e mi sono reso conto che il problema effettivamente è un po' di mancanza di usabilità di Gutenberg, che ci sta tutto, perché non riesco a puntare le colonne in maniera corretta per poter andare a ridefinirne le dimensioni per allargarle. Allora, ho visto che la cosa più furba che posso fare in questo caso è andare qui a visualizzare la modalità elenco dei vari elementi e selezionare le varie singole colonne. Vedete, ho una colonna da 3 che contiene la prima, la seconda col titolo e paragrafo e la terza. Se prendo questa prima colonna, vedete, finalmente riesco a avere la percentuale per andare a stringerne la dimensione. Quindi potrei pensare di andare a rendere questa colonna un po' più piccola, tipo, non so, farla al 20% e idem fare la stessa cosa con quell'altra. Per farlo correttamente potrei puntare e poi muovermi anche con i tastini direzionali della tastiera in maniera che mi possa spostare verso le altre colonne o andare a pescare. Questa cosa qui non è praticissima, vedete? Quindi Gutenberg perde qualche punto di usabilità su queste cose qua rispetto a altri editor che si possono utilizzare. Comunque facciamo 20-20, quella in mezzo si adatta, aggiorno la pagina e dovremmo aver portato a casa il risultato. Non sono felicissimo di questo modus di Gutenberg di gestire le colonne in questo modo, che non sono veramente molto usabili, però abbiamo portato a casa comunque il risultato che volevamo, ok? Con un po' di pazienza. Quello che adesso dovremmo andare a fare invece è recuperare l'anteprima del blog, che, se non ricordo male, nel mio sito è composta da due elementi, quindi abbiamo un'immagine in evidenza, un H2, un po' di anteprima e il pulsantone. Allora, per fare questo abbiamo già visto che il widget per richiamare un articolo di WordPress del blocco WordPress non mi piace perché sfrutta male gli elementi. Abbiamo già visto poi che volendo potremmo farlo con Atomic Blocks, anzi in realtà Genesis Block a oggi, ma anche questa cosa che non ho voglia di fare, preferisco farlo a codice. Dove possiamo pescare il codice? Dove lo dobbiamo mettere? Beh, innanzitutto va detto che il codice è già presente all'interno del tema Sensei, perché nel main page che abbiamo modificato questo era già presente. Quindi in questa schermata che possiamo vedere all'interno del mio computer ho tutte le varie versioni che sono uscite dei miei vari temi, il Raven 1, il Sensei 1, il Sensei 1.1 e tutte le varie versioni del Sensei e il Sensei WooCommerce, ok? Allora vado a pescarmi una qualsiasi di queste e mi vado ad aprire dalla sezione dei template parts, se non ricordo male, il main precedente, quello che noi abbiamo già modificato, e me lo vado ad aprire con Atom. Qui possiamo già trovare il loop custom, eccolo qui. Allora, mi vado a pigliare dalla riga 11 alla riga 23 questa parte, che è quella che mi serve, e la vado ad inserire nel main dell'installazione su cui stiamo lavorando. Potrei andare già qua sotto, quindi uscire anche dalla sezione dei the content, vediamo, eventualmente poi lo sposto. Quindi inserisco questo, vado poi a pescare la chiusura alla fine, dovrei avere una chiusura di end if e una chiusura di end while. No, quello è l'attachment, quindi no. Eccolo qua, end while reset post data, ok, fantastico, che serve per andare a ripristinare poi, perché questo è un loop custom come potete vedere, quindi questo mi serve per andare poi a ripristinare il normale loop. L'else non mi serve, quindi faccio un end if, e se vado a prendermi questa parte dovrei aver chiuso serenamente il loop, che adesso andiamo a vedere. Quindi post type, nel $arguments di WordPress vado a pescare il post, quindi devo pescare tra gli articoli. Post per page me ne servono 2, quindi qua vado a mettere 2. Order by date, order desk, quindi per data decrescente. Ignore sticky posts, serve per ignorare di mettere qui l'immagine, il post in evidenza. Ok, se metto un post in evidenza lo vedrò nella pagina del blog, ma qua sinceramente non mi interessa che appaia. E no found rows true, non mi ricordo più che cazzo è, però ve lo dico quando mi viene in mente. Ok, l'avevo messo per un motivo, ma non mi ricordo più che cos'è. Faccio la query custom, lancio il ciclo custom, che è leggermente diverso da quello che vedete qua su.
che è il normale ciclo di WordPress. Quando ho terminato chiudo il ciclo, resetto tutto l'ambaradan e poi chiudo l'end if. Ok, fantastico, salvo, e adesso che ho fatto questo devo andare a pescarmi l'anteprima del blog, che potrei andare a gestire con la grafica che abbiamo qui in default. Allora, mi dovrebbe servire tutta sta roba qua, che alla fine della fiera è quello che io vado a utilizzare per tirarmi fuori i contenuti nelle pagine di archivio del tema Sensei. So che sto parlando un po' impegnativo per chi di voi non conosce queste robe, ma ripeto, questo corso qui non è proprio per newbies, come si suol dire. Allora, vediamo un po'. Se io vado a fare così e vado a recuperare, adesso mi devo togliere le dinamiche che non mi servono. Allora, le post class potrei anche togliermi dalle balle, sinceramente, potrebbero anche non servirmi, però intanto provo a lasciarle. Content, le colonne flex, I have post, while have post, allora no. No, il ciclo non mi serve, quindi questo via, che l'abbiamo già fatto, e quindi di conseguenza ciclo via e ciclo via, questo via, ok. Poi qui abbiamo if as post thumbnail, l'immagine in evidenza, the permalink, l'immagine, ok. Qui la card con l'H2 permalink e il the title, ok. Questa qua è la parte relativa al post format e compagnia bella e non me ne frega una mazza, quindi anche questa via. Lascio il divider, che mi può stare anche bene, sì, per creare lo spazio. Al posto del the content prendo un'anteprima, quindi mi piglio l'excerpt, sperando che sia settato in questo tema, ma presumo di sì. Poi chiudo la colonna, il div class center fade, la paginazione non mi serve, fuori dalle palle, l'else non mi serve, fuori dalle palle, e l'end if neanche, perché si rifaceva all'altra struttura di prima, quindi dovrei esserci, in teoria, con un po' di fortuna e smanettamento. Vediamo un attimo. Allora, mi sono già aggiunto un paio di articoli, tra parentesi, nel blog, per essere, e con le immagini in evidenza, per essere operativo subito, quindi se vado a ricaricare la pagina dovrei avere un delirio. Ok, non è uscito proprio sto gran spettacolo obiettivamente, però va bene. Allora, vediamo un po' perché andate così invece di andare uno a fianco all'altro. Flex column, div class column, sono due che ne vado a pescare. Perché no found row. Vediamo se questo qua mi rompe le palle. Anche no. Io non mi ricordo mica che cazzo è quel parametro lì, perché cacchio l'ho messo. Ok, while div class content flex column class card image perché cacchio non esce correttamente? Vabbè, allora cominciamo a sistemare un po' di robettine. Allora, div class small divider mi sa che proprio non mi serve, non me ne può fregare di meno, quindi questo lo metto qui. Poi qua ho delle spaziature, questa mi sta bene, però questo qua io proprio veramente non riesco a capire perché si comporta in questa maniera qua. Secondo me è semplicemente perché ho una formattazione con le colonne da 33%, quindi devo rivedere assolutamente le colonne. Allora, vediamo qua come l'ho giocata. Quindi se io vado di qua e vado a ispezionare, molto probabilmente le mie colonne card che sono qui hanno una dinamica diversa, perché hanno un max width al 50% e un flex direction gestito così. Ok, allora in teoria dovrebbe bastarmi andare a modificare queste colonne qua, vediamo se è vero. Quindi se io vado a prendere questa qua, max width 50%, anzi dovrei cavarmela così, vediamo se io prendo queste max width 50%, queste qua però che cazzo hanno? Perché non vanno comunque in colonna? Dovrebbero, a prescindere. Perché div class column sono al 33%, ok, perché cacchio non vanno una a fianco all'altra? Div card, div class card, e va bene, card img, e va bene, colonna, e va bene. Perché occupa tutto lo spazio disponibile sta bastarda di colonna qua? Ah, ok, ci sono. Fantastico. Allora, no, errore mio. Allora, l'errore mio è che sto ripetendo tutto il blocco, quindi ho sbagliato a fare il ciclo. Allora, il ciclo non va messo qui, infatti prima era correttamente inserito, vedete qua. Era qui dove comincia la griglia, quindi io sto ripetendo anche qua, teoricamente se vado a vedere,
ragiona, vado a ripetere solo la colonna, invece io lì sto ripetendo tutto, cazzo. Ok, allora io non devo ripetere flex column, ma il ciclo lo devo far partire da qui, e in teoria lo devo chiudere dove? Non qui, ma lo devo chiudere dove finisce la colonna. Ok, quindi questa parte qua della chiusura del while la devo mettere qua. Già. Già. Quindi il problema è semplicemente che sto ripetendo in maniera sbagliata. Ok, perfetto. Molto bene. Quindi adesso ci siamo. E fin qua è perfetto. Ok, qua c'è un po' di spazio che non mi piace, quindi quello spazio lì in più dovrebbe essere determinato da chi? Da cosa? Da questo spacer che c'ho qua. Ok, vabbè, quello poi insomma lo possiamo sistemare, lasciamo un po' di respiro e pace all'anima, ragazzi. Allora, adesso però per poter sistemare correttamente questa colonna, gli vado a dire alla colonna, gli aggiungo column home, magari, una roba di questo genere, e gli vado a dare le dinamiche colonna. Che cacchio ho scritto? Madonna, ragazzi, perdo più tempo a correggere le cose che scrivo sbagliate che non a fare gli esercizi. Allora, column home, ok, che è l'anteprima, mi va benissimo. Allora, foglio di stile. Vediamo dove sono le column, molto bene. Ah, madonna, quanti ne ho? No, pietà. Come cazzo faccio a pescarle? Allora, VP block column. No, column, ok. Allora, queste qua, io li scrivo che la column home, trattino home, che si chiama così, invece di essere un max width la faccio 50%. Sti cazzi, no, mica capita. Allora, metto qua, faccio 50%, ok, metto qua e qua metto 50% sul flex direction e dovrei essere tac. Dovrei fare un cazzo, però devo anche svuotare la cache, ovviamente. Tac, molto bene. E ce l'abbiamo fatta, eccola qua. 1, 2, madonna mi sta sul cazzo sto spazio qua, perché c'ho sto spazio qua. Dove l'ho messo? Ho messo... Ah, qui ho messo uno spacer io, fuori dalle palle, che non mi serve a niente. Qui va bene, e non c'è nient'altro, mi sembra, tiriamo via. Ci sarà ancora un po' di spaziettino, ma sicuramente un po' meno, vabbè, insomma, faccio proprio i pignoloni, ok? Qua ci siamo e qua ci siamo, perfetto, ottimo, e in teoria poi nel mio, mi pare che c'è anche il pulsante, leggi il resto. Questo lo posso fare direttamente a codice, sì. Allora, vediamo se mi riesce direttamente a codice. Dovrei averne uno anche qua, già disegnato, già scritto. Eccolo qua. Il button inverse col permalink, col leggi il resto. Cosa ci ho scritto io di qua, nell'originale? Leggi il resto, qui vabbè, in italiano. No, codice. Dopo l'excerpt torno di qua, vado qua dentro la card, gli metto il bottone, qua gli scrivo leggi il resto. Vediamo come esce, se lo devo modificare, anche se spero di no, sinceramente. Vediamo un po', tac, boom, 1 e 1, 2, perfetto, già fatto. Molto bene, ok. Allora, qua dovremmo esserci. Perfetto, ragazzi, ok, direi che ce l'abbiamo, la home page fatta. È stato un lavoraccio, però alla fine poteva andare anche peggio, voglio dire. Mi ero dimenticato proprio quel dettaglio del loop, ma vedete che comunque quando lavoriamo così, naturalmente può capitare che perdiamo qualche pezzo per strada. Però l'importante è che abbiamo risolto. Adesso voglio vedere solo una cosa, abbiamo tutte le paginette fatte, molto bene. Se io adesso vado a vedere la pagina effettiva del blog, ok, voglio sistemare subito sta roba qua, perché vedete che invece di recuperarmi l'excerpt, perché non è previsto dal tema che metti in repo che si possa mettere l'excerpt, perché quelli della repo di WordPress vogliono che qui ci sia la possibilità da parte dell'utente di mettere il more direttamente sul blocco. Allora qui vado a prendermi il template di default. Aspetta che tiro via questo, che faccio solo confusione adesso, quindi questo non mi serve più, lo stile non mi serve, questo non mi serve, il template che richiama tutti gli archivi, quindi archive, author, poi il search e le varie home e compagnia bella, è questo qui, si chiama default se non ricordo male, e in questo template di default al posto del the content vado ad inserire l'excerpt per il taglio. Sono troppo veneto, ragazzi. L'excerpt per il taglio, quindi metto l'excerpt qui, vado di qua, ricarico e mi dovrebbe tagliare un cacchio. Perché non me lo tagli? Perché non mi pigli l'excerpt? Ho sbagliato a scrivere, sto prendendo quello sbagliato. Che cos'è content? Ah, forse è questo qui. E default cosa sto prendendo? Ah, default è quello della home page. Ok, no ragazzi, content allora, non default. Default è quello della home page quando viene indicata come pagina statica, perché li ho fatti diversi.
perché content non contiene probabilmente la data, perché no, default non contiene la data, perché lo utilizzo anche per il search, e quelli di WordPress non vogliono che quando fai il risultato di una ricerca ci sia la data che venga mostrata, perché nella ricerca vengono filtrate sia i post che le pagine. Mamma mia, quanta roba bisogna sapere, ragazzi. Ok, ottimo. Bene, allora con la home page facciamo di nuovo una bella carrellata. Abbiamo finito, ok, quindi la home page è fatta e abbiamo fatto un ottimo lavoro. Ed è tutto perfettamente in ordine. La prossima volta andiamo a cominciare a lavorare dentro le paginette. Grazie mille per avermi seguito, ragazzi, come sempre, see you next time.